Strade deserte, serrande abbassate, qualche commerciante sull'uscio in segno di rispetto. Così si presentava Cavazzale, frazione di Monticello Conteotto. Nel primo pomeriggio la comunità si è stretta nella chiesa di San Matteo per il funerale di Giorgia Trocciola, la studentessa di 17 anni che ha perso la vita investita in un'auto negli Stati Uniti, dove da qualche mese studiava e giocava a softball. Ho scelto di proclamare lutto cittadino perché ritengo giusto che in questo momento la famiglia di Giorgia si senta la vicinanza di tutta la nostra comunità e anche per dare un segnale forte e concreto ai nostri giovani. La tensione e la commozione è palpabile in chiesa e fuori, dove campeggia una grande foto di Giorgia attorniata da palloncini bianchi e rossi. Il suo corpo è sotto l'altare da ieri sera, coccolato tra canti e preghiere da familiari, dai compagni di scuola del liceo Canova, dagli amici e dalle compagne di squadra. Il softball, il baseball femminile era la grande passione di Giorgia che l'ha portata ad inseguire il suo sogno americano fino a Colorado Springs. Dalla forma a diamante del campo il parroco Don Giacomo Viali ha preso spunto per tessere le parole dell'omelia. Giorgia non è morta per niente, perché ci lascia questo diamante e ci lascia una eredità importantissima. Molti di voi lo hanno ricordato già ieri sera. E come dicevo all'inizio, Giorgia non smette di lanciare e lo fa anche oggi, lo fa adesso. È un lancio strano quello di oggi, è direi una palla difficilissima. Perché? Perché ci chiede impegno, ci chiede la responsabilità di vivere questo tempo, un tempo in cui spesso abbiamo la tentazione di tirarci indietro. Sulla bara rose rosse e gialle e un grande cuore rosa, 2 peluche a forma di giraffa, il suo animale preferito, e le maglie delle sue squadre italiana e statunitense, gli Spartan. Dall'America è arrivato un lungo rotolo di messaggi per Giorgia che è stato esposto sotto il portico della chiesa. In pochissimo tempo la sua personalità solare ed estroversa aveva conquistato anche la sua comunità adottiva. Spero che lasci un esempio per tutti i nostri ragazzi e per tutti i ragazzi che la seguivano, di essere appunto la paladina e l'alfiere del coraggio e dei sogni.